Va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Eccomi qua. Buongiorno a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, chi vi parla non fa di mestiere l'esegeta del pensiero del ministro Giorgetti, faccio a fatica l'esegeta di me stesso, ma vorrei rassicurarvi e dirvi perché, se il mondo ha ancora un senso, come io penso che ce l'abbia, questo governo non introdurrà nuove tasse, non alzerà le tasse. Mi riferisco al polverone, peraltro di ora in ora chiaramente ampiamente strumentale, sollevato per alcune parole rilasciate al ministro dell'economia Giorgetti in un'intervista a Bloomberg, dove ha alluso alla necessità di fare sacrifici diffusi per il momento in chiave anche rispetto alla manovra finanziaria, alludendo anche a sacrifici fiscali. Poi si è chiarito già nel corso della giornata di ieri che quello che si evocava era riferito, diciamo, a mega aziende, a banche che non sono esattamente soggetti di libero mercato, perché ricordo che hanno usufruito di un innalzamento dei tassi di interesse, quindi si potrebbe anche valutare un ragionamento sugli extra profitti. Insomma, sono emersi dei distinguo via via chiaramente che rendevano la cosa molto meno grave di quello che sembrava. Ma al di là di quello che ha detto il ministro, che gli è stato fatto dire e che via via è emerso, vorrei spiegarvi perché questo governo di centrodestra non introdurrà nuove tasse e non le alzerà. Non lo farà se la logica ha un senso, perché il centrodestra, così come lo conosciamo, nasce in un certo senso sulla questione fiscale, sulla rappresentanza dei ceti produttivi abbandonati. Il cosiddetto forzaleghismo, che era l'incubatore del centrodestra, no, all'inizio degli anni 90, nasce su quello, dà voce anzitutto alla questione fiscale, che poi è la questione di uno Stato, diciamo, che era diventato depredatorio e nemico di chi fa impresa in questo paese. E tutti e tre i partiti, se ci pensiamo, seppur in modo diverso, afferiscono a quella storia. Forza Italia, come dire, fu fondata da Silvio Berlusconi attorno alla parola d'ordine della rivoluzione liberale. La Lega nacque proprio con questa spinta liberista, addirittura di rappresentanza dei ceti produttivi, in maggior parte diffusi al nord, ma non solo, che erano ormai completamente abbandonati dalla vecchia partitocrazia. È proprio la genesi della Lega, quella cosa lì. Fratelli d'Italia via via si è distaccato da uno statalismo, diciamo, da destra novecentesca e virando verso un conservatorismo anch'esso produttivista. Insomma, questa maggioranza non ha nessuna ragione storica, politica, nessuna ragione di percorso interno dei partiti che la compongono per vagheggiare qualcosa che sia un aumento di tasse, ma anche non solo per questioni valoriali, non solo per questioni storiche, anche per questioni di mera strategia elettorale, cioè sarebbero provvedimenti che vanno proprio contro la constituency, come dicono quelli bravi, di questi partiti, contro non solo la loro base elettorale, ma antropologica. Sarebbe un atto, come dire, mai dato nella storia di masochismo politico-culturale, perché la constituency di questo centrodestra e quello che lo definisce in opposizione alla sinistra è anche, a volte è soprattutto, una concezione completamente diversa di cos'è l'impresa, di cos'è il rapporto tra l'impresa e il lavoratore, di cos'è il rapporto tra l'impresa e lo Stato, di cos'è il fisco, cioè qualcosa che è al servizio della collettività, non che ha nella vessazione, no? la propria chiave di rapporto al cittadino contribuente, una certa anche disponibilità a individuare zone di spesa pubblica improduttiva dove intervenire per alleviare la pressione fiscale. Insomma, è la storia del centrodestra, dato in particolare appunto storicamente la storia della Lega, scusate il gioco di parole. Quindi se il mondo e la logica hanno un senso,
non ci sarà nessun innalzamento di tasse, anzi finora c'è stato una lodevole diminuzione del carico fiscale sui ceti medio-bassi. Come sapete, qui da Radio Libertà auspichiamo un ulteriore scatto liberale, auspichiamo un ulteriore cammino verso una rivoluzione fiscale che non può avvenire domattina, perché ci rendiamo conto della contingenza storica, che poi è quello che voleva dire Giorgetti, ma bisogna andare in crescendo, no? Bisogna sgravare il carico fiscale burocratico anche al ceto medio, anche alle grandi imprese, perché poi danno lavoro anch'esse. Quindi tranquilli, il mondo esiste ancora, ha una sua logica, nessun aumento di tasse. State con noi perché c'è l'intervista settimanale e oggi parleremo con Daniele Capezzone anche in chiave Pontida. Vi aspetto.